Grazie alla doppietta di Roberto Cappai, la Nuorese supera meritatamente l'Olbia col punteggio di 2-0. Una gara a senso unico con i verdi-azzurri che si sono esaltati davanti ai 1000 spettatori che dopo il via libera dalla Commissione Provinciale di Vigilanza hanno affollato il Frughieri. La Nuorese parte subito forte, sponda di Alonzi per Ranici e tiro centrale parato da Mazzoleni al terzo minuto. All'ottavo la replica dell'Olbia con un velenoso tiro di Mastinu che Frasca controlla in due tempi. La Nuorese fa la gara e cerca di trovare la via del gol, mentre l'Olbia agisce solo di rimessa. Al 25esimo grande occasione per la Nuorese, sugli sviluppi di un corner, cross di nuovo per Fall che dal dischetto di testa impegna Mazzoleni che si salva di pugno. La Nuorese insiste, l'Olbia si limita ad improvvise fiammate come al 31esimo con Doddo che crossa per Molino che al volo calcia fuori. Al 32esimo punizione di Bianchi dopo un fallo di De Cico su Cappai. La palla indirizzata nell'angolino basso viene deviata in corner dall'ottimo Mazzoleni. Al 35esimo Cappai si guadagna una punizione dal limite. Sulla palla l'attaccante con un tiro forte batte il portiere dell'Olbia. Nella ripresa l'Olbia si gioca il tutto per tutto. Per la Nuorese la gara si complica anche per l'espulsione di Cadau per doppio giallo dopo un fallo su Mastino. Al decimo si ristabilisce però la parità numerica, Bianchi scatta in contropiede e viene atterrato sulla tre quarti da Peana. Altro giallo e Olbia in 10. La Nuorese retrocede e agisce sulle ripartenze. I verdi-azzurri sfiorano il 2-0 con il giovane Tupponi che da fuori aria sfiora il palo sulla sinistra del portiere. È il 26esimo. La Nuorese chiude i conti al 35esimo con Cappai che su assist di Bianchi, migliore in campo tra i verdi-azzurri, fulmina Mazzoleni in uscita. L'Olbia tenta di accorciare su punizione al 37esimo con Brenci, ma la palla finisce tra le braccia di Frasca. La gara finisce qui per la gioia dei tifosi verdi-azzurri.